Licata, rifiuti in strada dallo scorso 27 agosto. Il sindaco Graci firma ordinanza di chiusura delle scuole che potrebbe essere revocata nelle prossime ore. Riprende infatti la raccolta vicino agli istituti scolastici. Ente Provincia di Agrigento, il presidente Dorsi sospende l'efficacia alle deleghe degli assessori. Una card che aiuta gli indigenti è stata presentata dalla Associazione Tartassati. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. Da circa un mese la spazzatura giace sulle strade a causa di un contenzioso tra Comune e Dedalo Ambiente. Parliamo della città di Licata, dove il sindaco Graci ha chiuso sino al 29 settembre tutte le scuole di ogni ordine e grado. Da ieri sera sarebbe ripresa la raccolta nelle aree vicine alle scuole. La situazione di emergenza igienico-sanitaria in cui versa da quasi un mese la città di Licata potrebbe nel giro di poche ore ritornare alla normalità. Da ieri sera infatti un Bobcat ed un autocompattatore della Dedalo Ambiente sono al lavoro per liberare le strade del centro storico e le aree adiacenti alle scuole dall'enorme quantità di spazzatura. Operazioni che però non vengono ancora svolte nelle periferie. La città del Faro sta vivendo quello che i 19 comuni del lato Gessa Agrigento 2 hanno vissuto appena una settimana dietro. Strade invase da rifiuti e sindaci, nella fattispecie di Agrigento e Favara, costretti a chiudere le scuole. Provvedimento che ieri è stato adottato anche dal sindaco di Licata Angelo Graci, che ha firmato un'ordinanza di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado fino al prossimo 29 settembre. Il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti Carapezza ha chiesto infatti al liquidatore della società d'ambito Miceli di provvedere subito con la rimozione dei rifiuti giacenti in strada dallo scorso 27 agosto. L'ordinanza di chiusura delle scuole, chiesta dall'ASP, potrebbe quindi essere revocata nelle prossime ore. La società d'ambito vanterebbe dal comune poco più di 3 milioni e mezzo di euro e gli operai non ricevono lo stipendio da 2 mesi. Da segnalare come nei giorni dello sciopero, oltre all'emergenza accumuli spazzatura in strada, sono stati causati danni ambientali a seguito dei numerosi incendi appiccati ai contenitori in plastica. Secondo un rapporto del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, i cassonetti andati distrutti dalle fiamme sarebbero circa 60. Intanto l'ASP avrebbe chiesto alla Procura di ricercare tra amministrazione e Dedalo Ambiente la sussistenza di eventuali responsabilità o inadempienze, in quanto la presenza in strada dei rifiuti sta comportando rischi ogni giorno più elevati per la salute pubblica dell'intera collettività cittadina. Tappa agrigentina domenica scorsa per il candidato alla presidenza della regione Gianfranco Miccichè. Quest'ultimo, nella città dei Templi, ha incontrato i suoi alleati politici di FLI. Il coordinatore provinciale del partito di Fini, Luigi Gentile, ha ribadito il proprio sostegno al candidato espressione di Grande Sud ed appoggiato anche dal partito dei siciliani ed MPS. Sosteniamo Miccichè con grande convinzione, ha detto Gentile, perché anche se siamo un partito a coesione nazionale, abbiamo una vocazione autonomista e territoriale e non abbiamo avuto titubanze a sposare il progetto di un governo sicilianista. I militanti e simpatizzanti agrigentini di FLI, il candidato Miccichè ha illustrato alcuni dei punti cardine del suo programma, tra questi la semplificazione amministrativa. Non è più tollerabile, ha dichiarato il leader regionale di Grande Sud, che la giungla burocratica freni di fatto lo sviluppo. Il primo impegno da governatore, ha concluso Miccichè, sarà quello di presentare un disegno di legge per l'eliminazione delle autorizzazioni. Il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, ha attuato un provvedimento improvviso e non reso pubblico, ovvero quella della sospensione dell'efficacia delle proprie determinazioni con le quali aveva conferito gli incarichi e le deleghe assessoriali. Quindi i componenti della sua giunta, 10 in tutto, dopo le dimissioni di Mariano Ragusa, al momento sono senza deleghe. 24° anniversario oggi dell'assassinio del giudice Antonino Saette e del figlio Stefano, scena del delitto anche in questo caso la strada statale 640. Il 25 settembre del 1988, lungo la strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta,
venivano barbaramente assassinati il presidente della prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, Antonino Saetta, ed il figlio Stefano, entrambi di ritorno dal battesimo di un congiunto a Canicattì, loro città di origine. La morte del giudice Saetta era stata decisa dalla criminalità organizzata, poiché lo stesso guidò il processo sull'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, che si concluse con la condanna all'ergastolo degli imputati. Aveva alle spalle una brillante carriera. Il giudice canicattinese in passato si era occupato anche di Brigate Rosse e della strage in cui perse la vita il giudice Rocco Chinnici. Nel suo curriculum anche il servizio svolto da procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca. Per il duplice omicidio Saetta sono stati condannati all'ergastolo Totò Riina, Francesco Madonia e Pietro Ribisi. In mattinata al cimitero comunale di Canicattì il giudice Antonino ed il figlio Stefano sono stati ricordati dalle autorità con la deposizione di fiori sulla tomba di famiglia. Oggi è un momento solenne con la deposizione anche di un omaggio floreale nella tomba del giudice Saetta e del figlio Stefano, a dimostrazione che ancora non possiamo minimamente dimenticare loro com'è che sono state trucidate da parte di mano vile. Ciò significa che noi dobbiamo mantenere sempre alto veramente il dono, che è quello di non mai dimenticare due martiri della giustizia, cioè Rosario Levatino e Antonino Saetta, ma non possiamo dimenticare anche Stefano Saetta, perché si è trovato al posto al momento sbagliato, in quel momento quando il presidente della Corte d'Assise di Palermo ritornava a Palermo per andare a fare il proprio dovere per servire lo Stato, perché è stato un servitore dello Stato, e credo che questo è tale che non possiamo minimamente noi dimenticare tutto quello che loro hanno fatto per l'istituzione e nello stesso tempo che hanno fatto per la comunità dei Canicattì. Intanto questo pomeriggio, presso l'aula consiliare di Raffadali, presentazione del libro Non di pochi ma di tanti, riflessioni intorno alla giustizia, testo curato da Angelo Livatino, postulatore del processo diocesano del Servo di Dio Rosario Livatino. Stabilizzazione dei lavoratori precari enti locali siciliani. Domani alle ore 12:30 una delegazione di sindaci, capitanati dal primo cittadino di Favara Rosario Manganella, saranno ricevuti a Roma dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Catricalà. Siamo fiduciosi, dice il sindaco Manganella, per questo incontro. Chiederemo innanzitutto continua la proroga dei contratti di lavoro sino al 2014, in attesa di trovare le soluzioni definitive al problema precari. Un ringraziamento conclude all'onorevole Salvatore Iacolino, che si è impegnato al fine di organizzare questo incontro. La delegazione sarà composta da 4 sindaci dell'Agrigentino, oltre a Manganella ci saranno anche i sindaci di Aragona, Sciacca e San Biagio Platani e 2 del Palermitano. Incidente stradale autonomo ieri in via Agrigento a Favara. Un 54enne a bordo di uno scarabeo, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro una pluviale in ferro. Tanta la paura per i residenti della popolata zona che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti con un'ambulanza i sanitari del 118 che hanno portato l'uomo all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I medici si sarebbero riservati la prognosi. Ad effettuare i rilievi del caso gli agenti della Polizia Municipale. Operazione congiunta oggi a Favara di Polizia Municipale e Carabinieri contro l'occupazione abusiva del suolo pubblico. I controlli amministrativi sono stati effettuati in via Capitano Callea, la trafficata arteria urbana che congiunge la piazza Itria con lo stadio comunale Giovanni Bruccoleri, e in altre vie cittadine. Al vaglio degli agenti e militari la regolarità delle licenze di vendita. Trasporto illegale di rifiuti, questo è il reato contestato dai carabinieri della stazione di Campobello di Licata al cittadino di origine tunisina ma domiciliato a Canicattì, Maoui Fei Ben Hamed. L'uomo, alla guida di un autocarro, è stato fermato dai militari. Sul mezzo da lavoro sono stati trovati materiali di diversa natura, tra cui batterie esauste e bombole di gas vuote. Trasporto di rifiuti speciali quindi non autorizzato. Espletate le formalità di rito, al tunisino sono stati concessi gli arresti domiciliari. Imprese agrigentine in crisi. Questo l'appello del presidente della Camera di Commercio Vittorio Messina ai candidati dell'Assemblea regionale siciliana.
Le imprese, dice Messina, reclamano impegni concreti. In una nota il Presidente ricorda come l'economia del territorio agrigentino sia deficitaria non solo a livello nazionale, ma anche nell'ambito regionale. Per Vittorio Messina in provincia reggono solo i consumi che però sono legati alla spesa che i cittadini sostengono per l'acquisto dei beni di prima necessità. Altra problematica rilevante segnalata dal Presidente della Camera di Commercio di Agrigento è il preoccupante livello di disoccupazione. Siamo consci, scrive nella nota Messina, della gravità della situazione che non deriva dalle imprese e non è per la loro incapacità continua che siamo in questo vortice, anzi è manifesta l'irriducibile volontà dell'azienda di affrontare crisi e cambiamenti. La recessione, scrive ancora Vittorio Messina, è in atto, nessun settore può ritenersi immune. Oggi dobbiamo essere convinti che la crisi va non solo gestita ma superata. Orgoglio e capacità ci appartengono, se dobbiamo dimostrarlo nuovamente, continua Messina, lo faremo, sperando che la politica sia capace di sapere intercettare le ansie e le aspettative dei cittadini e del tessuto produttivo di questa provincia e di lavorare seriamente per dare quelle risposte che possono aiutare il territorio ad uscire dalla condizione di sottosviluppo alla quale lo ha consegnato, conclude Messina, una classe dirigente politica disattenta ed incapace di sviluppare quella coesione che è la prima risorsa di una comunità. Ed è stata presentata una carta che permetterà a quanti non supereranno il reddito annuale di 6.000 euro di poter acquistare prodotti al prezzo di costo. La carta è stata promossa dall'Associazione Tartassati. Prosegue il tour del camper dell'Associazione Tartassati nelle principali piazze della provincia. Ad Agrigento, in piazza Cavour, il presidente dell'associazione, Giuseppe Arnone, ha raccolto le richieste dei cittadini per il rilascio della carta elettronica promossa dall'associazione e che offre opportunità di risparmio a quanti la utilizzeranno nell'acquisto di beni di prima necessità nei 40 centri convenzionati. Unico requisito richiesto per il rilascio, il non superamento del reddito annuo di 6.000 euro. La carta risparmi è gratuita. L'associazione Tartassati, anche le pietre, i bambini, tutti sanno che si occupa di aiutare la gente rispetto a un sistema di tassazione che ormai è diventata usura di Stato. Noi liberiamo le persone attraverso i nostri ricorsi dalle ipoteche sulle case, sulle macchine, sui beni mobili e immobili. La gente ormai non ne può più, hanno tassato anche l'aria che respirano e abbiamo pensato, dopo questo impegno per educare la gente al pagamento delle giuste tasse e soprattutto di fare ricorsi quando vengono notificate in maniera errata, dove ci sono errori formali sostanziali, abbiamo pensato di fare la Tartassati Card, che è la prima carta che ti dà la possibilità di fare acquisti a prezzo di costo, per cercare di lenire quella che è oggi la difficoltà di pranzare, di avere un pranzo adeguato e quindi sui beni di prima necessità. Abbiamo convenzionato tutti i negozi che spunteranno sul sito www.tartassati.it, dove la gente può andare a fare la spesa a prezzo di costo. Nuove adesioni per l'UDC in seno al Consiglio Comunale di Porto Empedocle. Ad entrare nel gruppo del partito di Casini il consigliere Domenico Palumbo Piccionello. Quest'ultimo è stato già assessore della prima legislatura a Firetto. Ho colto con soddisfazione, dichiara in una nota Palumbo Piccionello, l'attenzione e la capacità di ascolto del sindaco e dell'amministrazione sui temi posti e, conclude il consigliere comunale, rimango distante da pretestuose derive non costruttive. I segretari dei circoli Agrigento Centro e Berlinguer di Agrigento, rispettivamente guidati da Domenico Pistone e Epifanio Bellini, rendono noto che presso gli uffici locali proseguono le operazioni di tesseramento per l'anno 2012. Per i restanti giorni di settembre e per tutto ottobre, per quanti sono interessati, possono recarsi tutti i martedì dalle ore 19 alle ore 20 presso l'Unione Provinciale del PD in via San Vito 29 Agrigento. Appuntamento culturale questo pomeriggio al Centro Pasolini di Agrigento, dove si presenta al pubblico la nuova fatica letteraria di Calogero Micichè dal titolo Terra Vecchia, storie ritrovate. Il volume, in fase di pubblicazione, è inizialmente disponibile online e racconta le memorie storiche del vecchio quartiere agrigentino di San Gerlando. L'iniziativa è promossa dall'associazione Porta dei Seccaioli.
Ritorno a Realmonte per il sindaco Piero Puccio che nei giorni scorsi a proprie spese ha fatto visita alle numerose comunità realmontine presenti nei diversi centri tedeschi della Saar. Nel corso delle visite di cortesia, la delegazione siciliana in Germania, oltre a portare i saluti agli emigranti, ha anche incontrato amministratori ed imprenditori locali. Incontri che in futuro potrebbero sfociare in accordi commerciali e turistici. A breve, infatti, dalla Germania dovrebbe arrivare una delegazione politica per ammirare l'incantevole Scala dei Turchi e le altre bellezze paesaggistiche e monumentali che offre il territorio. È approdato oggi al molo di Porto Empedocle lo splendido veliero da crociera Club Edu. L'imbarcazione, varata nel 1992 in Francia, ha 5 alberi da 50 metri che permettono di issare una superficie velica complessiva di 2500 metri quadrati e che con l'ausilio dei motori spingono il veliero ad una velocità di crociera di circa 15 nodi. Ospiti della città di Porto Empedocle circa 200 passeggeri francesi che avranno l'opportunità di visitare l'Interland. E si chiude questa sera alle ore 19 in via De Gasperi a Favara il ciclo estivo degli incontri di culto di evangelizzazione all'aperto promossi dalla locale Chiesa Cristiana Evangelica Adi. Anche in occasione dell'ultima riunione all'aperto i fedeli presenti leggeranno la parola di Dio ed offriranno le proprie testimonianze di fede. E adesso linea alla regia per il meteo, a seguire la sigla. Grazie ancora per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Arrivederci. Salute a tutti e bentrovati all'appuntamento con il meteo per mercoledì 26 settembre. Ancora campi di alta pressione estesi dal Nord Africa verso le nostre regioni centro-meridionali, con tempo in prevalenza asciutto e caldo davvero intenso. Guardate invece al nord che viene raggiunto dalle perturbazioni atlantiche fino all'Alta Toscana. Ecco il maltempo che insisterà su buona parte delle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, dove attendiamo le piogge più abbondanti e i fenomeni anche temporaleschi più diffusi. Ma anche sul Triveneto attendiamo piogge diffuse e rovesci temporaleschi. Sull'Emilia-Romagna centro-orientale le più ampie schiarite, soprattutto tra mattina e pomeriggio, mentre al centro attendiamo un aumento della nuvolosità, con piogge diffuse tra la Toscana, l'Umbria e il Lazio centro-settentrionale. Anche sulle Marche basse, sull'Abruzzo ed il Molise, aumento di nuvolosità stratificata, ma che non darà luogo a precipitazioni degne di nota. Scendendo verso il sud attendiamo nubi stratiformi, questo anche sulla Sicilia e sulla Sardegna, ma con basso rischio di pioggia. Le temperature restano elevate per la stagione, superiori ai 15-17 gradi su tutte le zone di pianura e di costa, anche fin oltre i 22-23 gradi al sud e sulle isole. Per quanto riguarda le massime, ancora abbondantemente sopra la media su tutto il centro-sud fino all'Emilia-Romagna. Risulterà più fresco invece al nord-ovest e sul Triveneto per le abbondanti precipitazioni. Valori anche inferiori ai 20 gradi sul Piemonte e l'Alta Lombardia. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Andrea Falcinelli.